Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive col vostro Manetto Veneziano. Ma vi ricordo che questa sera, se non siete ancora iscritti nel canale di Ildegarda, alle 21:30 avremo le Sibille Interattive gratuite, quindi se non conoscete ancora Ildegarda, cercate sul social YouTube Ildegarda, vi iscrivete e potete fare domande. Vi ricordo che anche qui, come questa sera, nome e data di nascita e poi una domanda che abbiamo senso computer che dia delle indicazioni, cioè è inutile che uno mi scrive se è sposato o se andrà con Giuliano, faccio un esempio, e poi esce fuori la donna maritata e non si riesce a capire che è questa donna maritata. Cioè le sibille magari danno un aiuto, però ci vuole un disegno su cui agganciare queste sibille interattive. Vi ricordo anche per gli amici che seguono il Manetto Veneziano o il Ildegarda che abbiamo due gruppi su Facebook, i Casti Sacerdotali e Radionica, Radioestesia, Tarologia ed Ermetismo. Nell'ultimo gruppo, ad esempio Radionica, Radioestesia, Tarologia ed Ermetismo, siamo più di 1800 e nei Casti Sacerdotali siamo sui 650 amicizie che ci seguono. In più abbiamo un pregiato sito, il sito del capitano.altavista.org, dove il Manetto Veneziano dal 2015 propone degli ebook gratuiti di radionica e radioestesia. Ritengo che siamo tra il sito che divulga gratuitamente in Italia, parlo per l'Italia, uno dei siti che divulga gratuitamente in modo importante. Diciamo che siamo tra i primi, no? Che divulgano, infatti ne hanno già scaricati più di 175.000 ebook e il vostro Manetto con il Ildegarda hanno regalato all'umanità più di 2,5 milioni più o meno di circuiti radionici, quadranti, radiostesi con tanto di istruzioni. In più, in questo sito abbiamo anche una sezione shop dove si possono comprare dei riti propiziatori e lavori di alta magia operativa e via dicendo. E quindi c'è uno shop anche per chi vuole, ad esempio, dei prodotti professionali di alto profilo. Bene, iniziamo subito a salutare i nostri amici. Saluto Nella, Pierluca e Lucia. E iniziamo subito a rispondere alle domandine. Di Nella. Ciao Marietto, gentilmente puoi vedere se ci sarà un incontro con Raffaele, lui 70 e io 74. Allora, fra l'Anella e il nostro Raffaele, vediamo un po' se ci sarà questo incontro fra queste due persone. La nostra Anella, che è del 74, e Raffaele, che è del 26/9/70. Vediamo un po' le sibille cosa ci dicono, cosa ci suggeriscono. Se Nella e Raffaele si incontreranno. Voilà. Vediamo. Voilà. Beh, c'è qualche... Allora, lui è molto lanciato, vedi, questa è una carta che mi fa capire che la sibilla è molto importante per gli incontri, perché l'amante è sempre una carta propositiva, propiziatoria, si vede che lui ha molta energia da darti, però c'è qualcosa. Non sappiamo se lui ha un'amica o è in una fase di separazione, un amore, perché c'è qualcuna che frena per via del vostro incontro, no? Quindi il taglio ci fa capire che molto probabilmente lui vorrebbe, ma c'è qualche freno importante, anche energetico, insomma c'è qualche frizione, però lui è molto motivato. Vediamo il passato, il presente e il futuro con il nostro Raffaele. Vediamo un po'. Allora, nel passato vediamo che la situazione, lui vedo che è molto motivato, pensa che sia una donna molto preziosa, sembra quasi che la conosci già da tempo o lui sta pensando a una persona, perché non conoscendo niente di te, Nella, non si capisce bene se lui sta pensando a una donna molto importante del suo passato o sta pensando a te. Però qui c'è un blocco importante e c'è praticamente
qualcuno che vuole mettere a posto questa situazione qua. Allora, i casi sono due: o lui sta aspettando, perché è chiaro, ripeto, non conoscendo nulla dei committenti delle amicizie che ci chiedono informazioni, chiaramente bisogna dare più possibilità, più risposte, più variabili. I casi sono due: lui sta aspettando una vecchia amicizia, un vecchio flirt importante in cui ci sono stati dei blocchi, no? E vedo che cerca l'aiuto anche di altre persone, perché fondamentalmente pensa che quella persona ha dei valori importanti, che possono essere intellettuali o possono essere anche di altra natura. Quindi potresti essere anche te, che magari l'hai conosciuto in modo importante e lui, sebbene ci sia un blocco, cerca di ricucire questo strappo. Nel presente io vedo sempre il ritorno di questa persona, sembra quasi che l'hai già conosciuto o magari anche in un'altra vita. Comunque sembra quasi che l'incontro sia voluto, però stai attento che ci sarà qualcuna, un'amicizia femminile, o lui o lei, ma sono più propenso a dire lei, che cercherà di dire delle cose non interessanti, dire delle bugie. E però vedo la casa, quindi nel presente c'è una grande possibilità che l'incontro avvenga, però stai attenta che ci potrebbe essere alcune persone che ti sono vicine che effettivamente non la raccontano giusta. Vedi, falsità è una carta importante in questa cosa qua, perché sta a indicare che la situazione non è chiara. Per il futuro invece la grande possibilità di un incontro c'è, perché vedi, la casa nella linea del presente sta già a indicare che si vuole costruire qualcosa. Nel futuro io vedo che c'è una grande possibilità qua, vedi la carta dell'allegrezza di cuore, vuol dire che molto probabilmente c'è questa possibilità di avere un incontro importante e lui sarà molto motivato e potrebbe nascere qualcosa, però vedi, c'è qualcuno che dice tutto contrario di tutto. Tu sarai molto motivata e succederà che o ci sarà un viaggio per questo incontro oppure ci sarà un cambiamento importante. Allora, l'incontro sembra proprio che ci sia, vedo che lui sta organizzandosi e c'è anche, è benedetto dalla fortuna, e ti ricordo che la fortuna non è mai gratuita perché avete lavorato bene, però ci potrebbe essere anche qualche piccolo impedimento. Quindi la domanda è: l'incontro ci sarà? Sì. Attenzione però, no, alle amicizie che potrebbero dirti tutto contro tutto, e attenzione che ci sarà gente che gli dirà delle merite bugie, dirà qualcosa contro voi, ma tu lavorerai bene e alla fine io vedo che l'incontro, vedi, conversazione, lui che cerca di ragionare come farlo, la fortuna che è dalla vostra parte e qualche piccolo intoppo. Comunque le sibille sembra che diano l'ok, cioè è un 95% di probabilità che l'incontro ci sia e poi si svilupperà in una direzione importante. Starete bene, ci sarà questo incontro, sì. Andiamo avanti, intanto saluto anche Daniela e Anna, la nostra Lucia Lucia del 66, per Antonio del 64. Ci sarà una riconciliazione, abbiamo avuto una relazione di 4 anni, entrambi separati. Allora, praticamente, se ho capito bene, la Lucia e Antonio hanno avuto una relazione di 4 anni ed erano già separati. Adesso vediamo se ci sarà questa riconciliazione. Antonio e Lucia. Sibille, vediamo le sibille cosa ci dicono per Antonio e Lucia, se ci sarà questa riconciliazione. Ok, vediamo un po'. Allora, sembra proprio che Antonio voglia comunicare, farsi sentire, sembra un po' che sia motivato, però attenzione, Lucia, questa carta qui è una carta che non mi fa stare tranquillo, perché è una carta di una persona che ha grandi qualità, che sa muoversi bene, però che è un po' stretto di gomito coi sentimenti.
Quindi non è una carta che ci dà tranquillità, è una carta che fa capire che lui cadrà sempre in piedi e che si vuole comunicare con te, si vuole far sentire. Vediamo un po' il passato. Ma qui non c'è. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci dicono le Sibille. Allora, nel passato vedo che Antonio ha ragionato per costruire qualcosa di importante con voi, poi da lontano è arrivato qualcosa di negativo che ti ha fatto piangere, molto probabilmente questo. Lui ha cercato di collaborare e costruire qualcosa di importante, però vedo che piangi, deve essere successo qualcosa, forse in alcuni momenti c'è stato un po' troppo di leggerezza, Ma vediamo la linea presente. La linea presente io vedo che c'è una donna sposata, io non so se tu hai figli, no? Se tu hai, come si dice, dei figli o lui dei figli, però c'è questa donna che ha dei figli, no? E vedo anche un'altra donna, ci sono due donne, e poi vedo anche dell'orgoglio, e lui che ha un po' di pentimento, un po' di, forse orgoglioso. Non so se tu sei una donna orgogliosa, però si vede che c'è stato molto orgoglio, forse da parte di Antonio, perché vedo che c'è dei rimpianti per delle cose che ha fatto. Quindi, un grande punto di domanda per chi è questa donna con dei figli, è importante riuscirlo a capire, perché chiaramente io non conoscendoti non posso dirsi se tu o meno, però vedo che ci sono stati una donna forte, dei figli, oppure magari sua moglie si è separata, e poi vedo qui nella linea presente un'amica forse ha voluto dare una mano, però c'è qualcosa qua, vedi? C'è orgoglio, e vedo forse Antonio era un po' orgoglioso e si è rimpianto. Il ritorno, mi fai una bella domanda, c'è il ritorno c'è. È bello, chiaro, un ritorno per i prossimi tempi importante e starete anche bene. Però attenzione, un piccolo momento di gelosia ci sarà. Quindi diciamo così, no? Avete avuto questa relazione, poi è successo qualcosa che vi ha colpito da lontano, lui comunque voleva tenere questa relazione. Io non so se la sua ex moglie ha influenzato o sei tu che sei sposata, però lui per orgoglio ne ha combinato una grossa e si è pentito. Quindi il ritorno c'è e sarà anche un ritorno importante in cui starete bene. Attenzione però che Antonio potrebbe avere anche un'altra amicizia. Infatti nasce la gelosia. Però tutto sommato io ti vedo che sei positiva, che stai aspettando che la cosa si consolidi e vedo anche la fortuna che è dalla vostra parte. Però c'è un però. C'è un però, cioè il ritorno ci sarà, però non sarà una cosa stabile, perché vedi falsità, dottore, prigione, è lui che ti sta pensando il premio, cioè quindi il ritorno diciamo che ci sarà una cosa bella, importante anche a livello sentimentale, poi però purtroppo ti accorgerai che ci saranno delle bugie da mettere a posto, ci sarà qualcosa, sarete anche aiutati da qualcuno, però vedi il blocco. Queste tre carte non mi lasciano tranquillo, fanno capire che il ritorno ci sarà, però non sarà una cosa sicuramente stabile, sarà un pochettino traballante, un'anatra zoppa. Infatti vedi il blocco, dottore, falsità, fanno capire che la cosa poi finisce male. Molto probabilmente sarai tu, sebbene sarai tu a lasciarlo, perché vedo, no, gelosia, e tu che aspetti che lui cambi, perché c'è questa cosa qui e molto probabilmente tu ti accorgerai, vedi la gelosia, ti accorgerai qua che lui avrà anche un altro flirt e quindi ti dirà bugie, cercherà di rattoppare, ma ci sarà un blocco e lui si pentirà, vedi, ti sogna, vede che sei una donna importante, ma ormai il vaso, come si dice, è rotto. Quindi il ritorno c'è, goditi il ritorno, sarà un bel ritorno, però dopo purtroppo molto entreranno in scena altre figure, altri personaggi che sicuramente non sono importanti. Cioè nel senso saranno dei rompiscapi. Bene, andiamo avanti. Daniela, saluto anche Lucia.
Era amica, Lucia ci dice qualcosa. Lucia, esatto, sì, qualcosina c'è, infatti questa amica. Andiamo avanti. Daniela, Marietta, volevo chiederti se avrò a breve una nuova relazione sentimentale importante. Allora, Daniela chiede se avrà una relazione importante con una persona. Vediamo un po'. Intanto saluto anche Cristian Manzetta. Vediamo se la nostra amicizia avrà una relazione importante. Un po'. Io ti vedo che in fondo stai pensando al passato e ad alcune persone sicuramente che ti hanno lasciato dei bei ricordi, che però purtroppo questi bei ricordi si sono frantumati. Alcune volte tu pensi a delle persone, a dei uomini che tu hai avuto o a delle persone o una persona che effettivamente aveva delle qualità, ma poi purtroppo è successo qualcosa e la situazione si è conclusa. Quindi alcune volte tu guardi nel passato speranzosa di ritrovare magari attimi, momenti vissuti in quel modo lì. Vediamo un po'. Infatti vedo che stai pensando a una persona. E adesso vediamo un po'. Nel passato tu hai già avuto un ritorno di una persona molto probabilmente che ti conoscevi già, ma ti ha fatto piangere o per attimi di orgoglio o perché era vanitoso. Vedi, c'è sempre una persona che torna dal passato. E avete avuto dei bei momenti anche, no? E lui ha lavorato molto anche nella direzione di volerti, no? Però la situazione qua sembrava, mi fa un po' il dubbio questo, mi fa un po' paura questa Sibilla qua perché ti vedo che hai pianto in modo importante per questo ritorno. Nella linea presente, poi questo ritorno tu l'hai visto andare via, e questo patto, perché la carta di Mineo nella linea presente sta a indicare una cosa importante, sembra che tu vedi andare via un'unione, cioè hai paura che vada via un'unione, un fidanzamento. Quindi potrebbe succedere che o tu lo vedi andare via, no? Perché vedi questa Sibilla, questa a indicare che tu sospiri e hai visto andare via qualcuno di importante nella tua vita. E qua io vedo l'Imeneo e praticamente la carta del regalo, del bel, come si dice, omaggio di preziosi. E sta a indicare nella linea presente che tu aneli ancora qualcuno molto probabilmente del passato, che tornerà, io lo vedo perché qui tu stai aspettando qualcuno del passato, o uno o due che veramente sono stati importanti nella tua vita. Però vedi, questo fidanzamento, si può dire, era condito da falsità, era condito da cose che non ti hanno detto o non ti diranno. Quindi devi stare attento. Però tu sei una donna molto forte e io ti vedo che stai aspettando, guardi nel passato fiduciosa, a uno o due persone che sono state valide, che sono state importanti nella tua vita. Ma nel futuro cosa sta arrivando? Nel futuro tu ti darai molto da fare e conoscerai sicuramente una persona, no? Però questa persona, no, che conoscerai non è una persona come quella del passato, sarà una persona che sarà un po' narcisista, un pochettino che penserà troppo a se stessa, e infatti poi le Sibille, allora ricordo sempre che le Sibille vanno da 3, 6, massimo 12 mesi, ma diciamo che parla di eventi e questi eventi stanno a indicare che nel prossimo futuro tu adesso stai pensando a una persona del passato, o una o due, però incontrerai una persona che sarà narcisistica. E vedo che, vedi, dottore
amore, però vedi, non sarai felice, ci saranno dei blocchi. Quindi arriverà qualcuno di importante per te nella vita, arriverà qualcuno sì, ma stai molto attenta perché vedi il dottore, la malinconia, la prigione mi fa capire che sarà una situazione che non sarai felice, vedi la malinconia, il dottore. Sebbene tu sei una donna forte, stai guardando nel passato delle persone importanti che hanno, come si suol dire, condiviso con te la loro vita. Le sibille ci danno questa indicazione, però è chiaro che durano massimo 12 mesi, quando arrivano a 6 mesi sono già delle belle sibille. Bene, andiamo avanti. Con Anna. Buonasera Marietto, vorrei sapere per mia figlia allora, vediamo Anna. Vorrei sapere per mia figlia se troverà la persona giusta. Lei è del 92. 11/7/92, la nostra Anna. Vediamo un po' se troverà la persona giusta. La nostra Anna, cioè la figlia di Anna, che si chiama Martina, no? Giusto? Martina, sì. Se la Martina troverà la persona giusta, Vediamo un po'. Allora, ma guarda, il problema qui che sta per incontrare qualcuno può essere o un'occasione oppure una persona che racconterà tante bugie. Andiamo avanti a vedere se la Martina incontrerà qualcosa o qualcuno di... Ma guarda, la mattina del 92 io qui vedo che la situazione nel passato sembra quasi che avesse incontrato, lei sta pensando a qualcuno di importante del passato, si è dato molto da fare, ha comunicato molto, c'era molto probabilmente qualcosa di importante e anche fortunato, però adesso diciamo così, io vedo due persone che guardano una mattina, uno più grande, un gran signore, una persona di valore, e uno più giovane di lei addirittura. Quindi è una situazione che è lì in bilico, ci sono due persone. Però vedo che uno, no, può essere anche del passato, in questo caso non conoscendo la storia di Martina, è un po' pentito, ha fatto delle cose, potrebbe essere anche lei, la Martina pentita, ha fatto delle cose in cui si pente, come se fosse successo un break, uno stop. Quindi diciamo che a Martina in questo momento potrebbe avere due persone che la guardano in modo interessato. E poi vedo che ha anche un'amica che cerca di aiutarla, di ascoltarla, per trovare una persona giusta. Nel futuro per la Martina com'è la cosa? Io vedo che sicuramente troverà, vedi, ci sono ancora due persone che la guardano, ma troverà sicuramente delle persone, però deve stare attento a questa, che aneleranno lei, no? Che cercheranno di conquistarla. E ci sarà molto lato sentimentale fisico, e soprattutto uno più giovane che cercherà di conquistarla. Quindi diciamo alla Martina fondamentalmente pretendenti non ne mancano, no? In un certo senso, però lei guarda oltre, la vedo guardare oltre, e non so se lei o qualcuno vuole rubare a lei come si dice, uno spasimante, perché vedi c'è la carta del ladro che fa sempre in un certo senso capire o che lei vuole rubare qualcuno a qualcuno o viceversa a lei vogliono rubare qualcuno. E poi vedo una donna giovane che è sicuramente lei che può decidere. Quindi diciamo così, di spasimanti non gliene mancano e non gliene mancheranno in futuro. Chi sarà più, come si dice, intraprendente, chi sarà narcisista. Adesso ne ha due di persone, uno più grande che le vuole bene, la potrebbe proteggere, e uno più giovane. Lei potrà decidere in futuro, quindi non ne mancano. Però vediamo un po' la situazione.
Il finale cosa ci dice? Vecchia signora, fedeltà, donna maritata e dispiacere. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente lei avrà sicuramente una persona vicino che le vorrà bene. Donna maritata potrebbe teoricamente essere lei che si sposerà, oppure una persona, sua madre, che la difende. Però vedo che lei avrà dei dispiaceri, potrebbe avere in un certo senso nel futuro un uomo che le vuole bene, più grande di lei secondo me, e sicuramente avrà una famiglia. Però vedo che deve stare attento a muoversi perché avrà dei dispiaceri. Anche perché, vedi, questa carta qua sta a indicare che è lei che dovrà decidere e io vedo più spasimanti vicino a lei nel futuro. Già adesso ce ne sono due, poi nel futuro ce ne saranno altri due importanti. E molto probabilmente potrebbe fare anche, avere delle relazioni, potrebbe essere anche clandestine, però digli di stare attento a decidere perché, come abbiamo visto, sceglierà una persona più grande di lei, che gli vorrà bene, molto probabilmente avranno sicuramente qualcosa di importante, però anche qualche piccola lacrimuccia non mancherà. Quindi sì, alla fine troverà la sua persona che le vuole bene e costruiranno una piccola famiglia. Andiamo avanti. Luci, no, che è? Anna, troverà Assunta. Prima di tutto saluto Assunta, che mi chiede se tengono a lavoro Davide del 79. Vediamo un po' l'Assunta, se tengono a Davide del 79 il lavoro. Sibille, ditemi se tengono il Davide al lavoro. Allora, il taglio sembra proprio positivo, sembra proprio che lo tengano, perché vedete, il denaro e le grazie di cuore fanno proprio capire che hanno valutato che lui ha delle qualità importanti, sa fare, ha delle conoscenze, delle competenze e poi si sa giostrare bene, no? La grazia del cuore è sempre una persona, quando si parla di lavoro, che sa muoversi nella direzione giusta. Vediamo un po'. Ma guarda, alla fine sembra quasi di sì, perché io ti guardo il finale, perché su tutta questa stesa vedo che c'è qualcuno che adesso nel presente vedo che lui è una persona che vale molto, sul lavoro si sta bene, c'è qualche persona che lo valuta molto, lui è speranzoso, no? Poi vedo che lui si dà da fare, però ci saranno dei blocchi dovuti a qualche colpo basso, ma molto probabilmente qualche collega o dell'ambiente lavorativo. Però vedo che qualcuno farà la cosa giusta. Attenzione però che sul lavoro c'è gente che dice tutto contrario di tutto e cerca di bloccarlo, però vedi, poi alla fine porta il risultato a casa. Casa e denaro ci sono, quindi il blocco c'è, cercheranno di fargli lo sgambetto. Secondo i Sibille alla fine ce la farà. Non sarà facile, non sarà facile Assunta, perché vedo che in quell'ambiente di lavoro c'è qualcuno che, vedi, ladro, gli farà una furberia, vedi anche qua, disgrazia, cercano di mettergli i bastoni fra le ruote, però alla fine, come ripeto, è chiaro, ci sono gente che dirà delle cose che non sono vere per bloccarlo, però alla fine il risultato porta a casa e denaro, vuol dire che raggiungerà il suo scopo. Quindi penso proprio che il risultato ci sia. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine, il vostro Marietto ha già fatto mezz'ora, vi ringrazio, vi ricordo questa sera nel canale di Hildegard alle 21:30 con Hildegard per i Sibille interattive gratuite, poi abbiamo lunedì sera alle 21:30 sempre nel canale di Hildegard e poi mercoledì Hildegard e Marietto Veneziano nel mio canale. Grazie cari amici e alla prossima.